Emergenza siccità in Veneto, livello dei fiumi ben al di sotto della media e deficit irriguo che preoccupa. Per i consorzi di bonifica diventa prioritaria la realizzazione di nuovi bacini di invaso. Ha aggredito, minacciato e rapinato persone anziane, 3 colpi in un solo mese nella Marca. È stato arrestato dai carabinieri il rapinatore seriale. Identificato l'uomo che la scorsa settimana ha perso la vita nel cassonetto degli abiti usati a Mestre. Era un 30enne dipendente di Fincantieri. Cosmetici, senza nemmeno la data di scadenza impressa sull'etichetta. Operazione delle fiamme gialle padovane che hanno sequestrato 9 milioni di prodotti. Lezioni di dialetto veneto per stranieri. Partiranno a settembre a Treviso. L'idea di un giovane 22enne trevigiano originario del Marocco. Così dice: facciamo la vera integrazione. Dopo l'appello di ieri sera su Antenna 3 del presidente Savno per trovare autisti, in poche ore all'azienda di raccolta rifiuti arrivati 150 curricula. Formeremo tanti giovani, dice De Luca. Asta da record per Veduta di Venezia di Monet. Il quadro del 1908 che riproduce il Canal Grande Santa Maria della Salute è stato venduto per oltre 56 milioni di dollari. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'emergenza siccità con livelli dei fiumi ben al di sotto delle medie e un deficit irriguo che preoccupa. Per i consorzi di bonifica diventa prioritaria la realizzazione di bacini, di nuovi bacini di invaso. Le piogge degli ultimi giorni non sono sufficienti a far entrare l'emergenza siccità che rimane ancora pesante. Nelle aree irrigui in Veneto ad aprile mediamente sono state registrate precipitazioni tra i 20 e i 40 mm. L'anomalia è a meno 25-50 mm sui comprensori dei consorzi di bonifica veneti. Il dato emerge dal bollettino mensile dell'Ambiveneto. Il volume d'acqua nei principali serbatoi montani evidenzia ad aprile un leggero incremento rispetto a marzo, che risulta simile al 2017, poco inferiore al 2012 e il doppio del 2003. Ma l'acqua rimane comunque scarsa e preoccupa la situazione dei fiumi. Al 30 aprile le portate sono state registrate su valori nettamente inferiori alle medie storiche. Nell'Adige meno 60%, meno 63% nel Po, meno 70% nel Brenta, meno 75% nel Bacchiglione. In un territorio dove i consorzi di bonifica hanno avuto un ruolo strategico nella distribuzione di questa risorsa fondamentale, ci si trova di fronte ad un paradosso. Un paese che ha investito risorse importanti nell'efficientamento della rete di distribuzione dell'acqua, nella innovazione nella gestione dell'acqua irrigua, non può non porsi il problema del fatto che in queste reti poi l'acqua ci deve essere. Oggi rischiamo che a fronte del sistema efficace nel distribuire l'acqua non ci sia l'acqua. Preoccupa poi la risalita del cuneo salino lungo i principali fiumi con valori di salinità molto elevati tali da richiedere, specie nei momenti di alta marea, la chiusura delle derivazioni irrigue. I consorzi di bonifica puntano sulla necessità di nuovi bacini di invaso. Le progettualità sono pronte. Si tratta di offrirla a coloro che hanno le responsabilità poi di attuarla e in qualche modo metterla in campo. Non andiamo ad interferire né con il fiume né con la biodiversità, andiamo semplicemente a trattenere l'acqua sul suolo quando è in eccesso per poi ridistribuirla quando serve. Un'emergenza che deve però spingere ad interrogarsi sulle corrette politiche da adottare per preservare un bene indispensabile come l'acqua. Purtroppo ora come ora ci troviamo di fronte a necessità, non ne abbiamo a sufficienza e questo è un male da un certo punto di vista, perché non avere l'acqua disponibile è un male, ma forse risveglia le coscienze sul fatto che bisogna trattare questo argomento e questo elemento con la dovuta cautela. Siamo alla cronaca, iniziamo con l'arresto da parte dei carabinieri di un rapinatore seriale che aveva messo a segno 3 colpi nella Marca trevigiana in un mese nel mirino anziani. Se parli ti faccio del male, percuoteva le sue vittime, le strattonava e le derubava del denaro che aveva in casa e di generi alimentari. Nel mirino del rapinatore seriale persone anziane o che vivevano da sole. L'uomo, di origini marocchine, ha messo a segno 3 rapine in un solo mese nel comune di Susegana. Ieri è scattato il blitz dei carabinieri. Ieri sera, dopo un'attenta attività di ricerca sul territorio, i militari della stazione di Susegana sono riusciti a rintracciare questo 27enne di origini marocchine presso la stazione ferroviaria appunto di Susegana.
Bottini irrisori, pochi euro a fronte di una violenza assurda. In un colpo la vittima ha riportato lesioni al collo e alla spalla e poi le minacce. Se chiami i carabinieri torno a trovarti e ti faccio veramente male. La paura e lo shock delle vittime. L'odierno indagato, approfittando appunto della differenza di età a suo favore ovviamente, minacciava di non avvisare le forze dell'ordine e pur di prendere appunto, come dicevo prima, il guadagno irrisorio, strattonava e spintonava, che tant'è vero un soggetto è anche caduto ed è dovuto ricorrere alle cure del locale nosocomio. Già conosciuto alle forze dell'ordine, il 27enne ha messo a segno la prima rapina ai danni di un 65enne il 5 aprile. Si è introdotto nella sua abitazione, dopo averlo minacciato lo ha spintonato facendolo cadere a terra. Tutto per portare via 180 euro e del cibo. Il 23 aprile sceglie una nuova vittima. Si tratta di un 79enne, sempre di Susegana. L'anziano è in camera, il rapinatore lo spinge violentemente sul letto e si fa consegnare pochi spiccioli e generi alimentari. Non gli basta e una decina di giorni dopo, il 5 maggio, torna ancora dalla stessa vittima già traumatizzata. Anche in questo caso il 27enne si accontenta dei soldi in casa, 50 euro. 3 rapine, modus operandi pressoché simile ad un'altra rapina che finì però nel sangue, quella nella quale perse la vita Adriano Armellin, 83 anni. Il 27enne arrestato, provata la sua pericolosità sociale, si trova in carcere a Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie anche alla conduzione della Procura di Treviso siamo riusciti a chiudere il cerchio delle indagini nel giro davvero di pochissimi giorni. Il plauso del governatore Zaia. La sicurezza è uno dei capisaldi di una società civile che i veneti non vogliono venga messo in discussione. Con questa operazione i carabinieri hanno dato prova di essere un solido presidio a tutela dei cittadini. È stato identificato l'uomo che la scorsa settimana ha perso la vita in un cassonetto per abiti usati a Mestre. Si tratta di un trentenne, era un dipendente di Fincantieri. Era un cittadino trentenne originario dell'Est Europa, dipendente di Fincantieri, l'uomo che venerdì scorso ha perso la vita all'interno del cassonetto di abiti usati della Caritas in via Spalti a Mestre. La polizia è riuscita dunque a risalire alla sua identità anche grazie a una denuncia presentata dai familiari domenica, che non vedendolo rientrare a casa si sono allarmati. Ora resta da capire, dal momento che non si tratta dunque di un senza tetto, come mai si trovasse lì dentro venerdì notte. Secondo gli investigatori, il trentenne si sarebbe infilato autonomamente con la testa nel cassonetto e confidano quindi di ottenere ulteriori riscontri dal video fornito dalle telecamere di videosorveglianza di un cittadino privato, nonostante le immagini non risultino particolarmente nitide. Nel filmato si vede l'uomo guardarsi un po' intorno con una pila, provare a entrare una prima volta ma senza esito, osservare gli altri cassonetti e poi tornare su quello, questa volta riuscendo ad entrare ma con un esito infausto. Un 47enne di Belluno è stato trovato privo di vita questa mattina a Igne. Dell'uomo si erano perse le tracce ieri intorno alle 13. Sono durate fino a notte fonda e riprese alle prime luci dell'alba di oggi le ricerche del 47enne di cui non si avevano notizie dalle 13 di ieri. L'uomo è stato ritrovato privo di vita nella gola del torrente Maè, 150 metri circa a valle della passerella di Igne. Il 47enne di Belluno era uscito dalla Proconda ieri alla fine del suo turno di lavoro e non era rientrato a casa. L'allarme è scattato attorno alle 18 e ha mobilitato il soccorso alpino di Longarone. L'auto dell'uomo è stata ritrovata parcheggiata nelle vicinanze della passerella di Igne e lì si sono concentrate le ricerche. L'Enel ha regolato il deflusso dell'acqua della diga di Pontesei e questo ha permesso al gruppo Forre del soccorso alpino di calarsi nella gola e scenderla a piedi. All'attività hanno preso parte i vigili del fuoco e il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo e Cortina, oltre a una unità cinofila molecolare. Questa mattina purtroppo le speranze di ritrovare l'uomo in vita sono svanite. La salma è stata ricomposta e issata dall'elicottero che l'ha trasportata fino al campo sportivo di Igne per essere affidata al carro funebre. L'uomo lascia i genitori che risiedono a Longarone. Ancora un incidente in A4 nel pomeriggio intorno alle 17, coinvolti 3 tir in uno scontro, ferito un autista. L'incidente è avvenuto all'altezza circa dell'outlet di Noventa di Piave nel tratto tra San Donà e Cessalto. Traffico bloccato sul posto Autovie Venete, SUEM e forze dell'ordine per i rilievi di legge. Prodotti cosmetici senza nemmeno
meno la data di scadenza impressa sull'etichetta. Operazione delle Fiamme Gialle di Padova con un ingente sequestro di merce. Lotta al commercio abusivo da parte della Guardia di Finanza patavina. Sequestrati oltre 9 milioni di articoli cosmetici privi delle dovute indicazioni sulle etichette. Erano in un magazzino operante nel centro ingrosso Cina, nella zona industriale di Padova. Tra i beni sequestrati, unghie finte ad uso cosmetico, smalti, glitter e accessori per la decorazione delle unghie. Sui prodotti non erano segnalate le basilari indicazioni sui dischi legati all'uso degli stessi. Mancavano addirittura date di scadenza e numero dei lotti di fabbricazione. Il legale rappresentante dell'esercizio commerciale è stato segnalato al Dipartimento della Prevenzione dell'ULSS Euganea, a cui sono stati messi a disposizione anche i prodotti sequestrati per le analisi di competenza. Evade il fisco, la finanza sequestra beni e denaro ad un imprenditore conciario, il tutto a Vicenza. Redditi non dichiarati al fisco per 1 milione di euro. È scattato così il sequestro preventivo a carico di un imprenditore del settore conciario. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, su delega della Procura Berica, hanno eseguito un sequestro preventivo a carico di 2 società che operano nel settore conciario, una SRL e una ditta individuale con sede ad Arzignano e Chiampo, e nei confronti del loro amministratore per un valore complessivo di oltre 200.000 euro. Sottoposte a sequestro somme di denaro giacenti su conti correnti, una polizza assicurativa e diverse partecipazioni societarie. Il provvedimento cautelare rappresenta l'epilogo di un'attività investigativa condotta dai finanzieri di Arzignano, che ha complessivamente consentito di constatare redditi non dichiarati al fisco per circa 1 milione di euro. Voltiamo pagina. Dopo l'appello ieri sera del presidente di Sabno nel nostro telegiornale, è stato davvero notevole il riscontro di cittadini che hanno inviato all'azienda il proprio curriculum per essere assunti come conducenti di veicoli per la raccolta dei rifiuti. Presidente, quanti curriculum in meno di 24 ore? 150. Piacevolmente sbalordito il presidente di Sabno, Giacomo De Luca. Dopo l'appello di ieri sul telegiornale di Antena 3, in tantissimi hanno risposto e stanno rispondendo agli uffici di via Piovesana. Certamente già un ottimo risultato, che però innesca una domanda. Prima perché è stato fuori più di un anno, non ho capito perché tutti li ho appena visti, perché sono arrivati 150, stamattina alle 9 erano già 100, ma stanno continuando ad arrivare. Non so dove siano stati prima tutta questa gente. Al di là della comunicazione, per De Luca è un segnale preciso verso la comunità. Basta scuotere la gente che forse si fa vedere, basta scuotere, bisogna spingerli. Considerazione rivolta soprattutto ai giovani, verso i quali Sabno ha, come dire, un occhio particolare. Ci sono abbastanza giovani, questo mi rincuora, che sono quasi tutti senza patente, ma sono pronto a dargli una mano, e anche qualche persona che ha deciso che sta facendo qualche altro lavoro, vuol forse venire nel posto qui vicino, non ha paura dell'orario 5-12. A questo certamente si accompagna l'evoluzione della mansione, sempre meno manuale, con Sabno che sta ultimando i test verso la raccolta automatizzata con braccio intelligente. E l'immenso parco mezzi solo per la parte vittoriese racconta di quanto importante sia il ruolo dell'autista anche sotto il profilo sociale. C'è autista e autista, c'è l'autista che fa i grandi viaggi, c'è l'autista invece in questo caso fa un servizio alla collettività perché gestisce la raccolta dei rifiuti. Quindi dovrebbe essere ancora più favorito il nostro settore. Tra qualche giorno De Luca inizierà a vagliare i curriculum per poi convocare i primi candidati con tempi davvero brevi per l'operatività su strada. Lei adesso, facendo i calcoli velocemente, quanti riesce ad assumerne subito? Ma una decina penso subito. Ma visto il successo dell'iniziativa, De Luca è pronto a condividere queste nuove risorse con altre aziende pubbliche. Sono i colleghi delle altre municipalizzate come la MOM, mi riferisco a MOM, Contarina, potrebbero utilizzarli, se me lo chiedono io sono disponibile a dargli e a vedere con loro quelli che possono essere utilizzati. Perché anche loro hanno lo stesso tipo di problema? Beh sì, anche loro tutti non ce lo nascondiamo, io ho visto il grido d'appello da parte del presidente del MOM e anche quello di Contarina. Da settembre a Treviso partirà un corso di dialetto veneto per immigrati. Questa è l'idea di un giovane 22enne trevigiano originario del Marocco. Si tratta di corsi di lingua veneta per stranieri e questo servirà per includere maggiormente lo straniero
in questa società e in questa regione che ci offre lavoro e ci offre amicizia. Insegnare il veneto agli immigrati, questa è la sfida di Saif Kesragi, 22 anni appena e titolare di un'agenzia a Treviso. I corsi partiranno a settembre anche perché c'è da definire il corpo docenti. Gli insegnanti saranno pensionati e comunque chiunque si candida ben accetto. Alla fine del percorso ci sarà anche un diploma, il valore ovviamente è simbolico. L'attestato non è ufficiale, però è un attestato di partecipazione che comunque il valore di sicuro è quello di partecipazione. Ecco. Saif è figlio di Abdallah Kesragi, punto di riferimento della comunità marocchina in Veneto e presidente di Hilal, la cooperativa da poco subentrata anche nella gestione del centro accoglienza all'ex caserma Serena di Casier. Inevitabile quindi parlare di integrazione e diritto di cittadinanza. Lo stesso Saif parte dalla sua storia. Sono nato in Italia al Cafoncello, ma io penso che se un ragazzo nasce qui e i suoi genitori sono qui da 20-30 anni, la cittadinanza è il minimo che dovrebbe avere. Per una reale integrazione. Non avere la cittadinanza penalizza il giovane e non lo fa sentire di sicuro incluso, quindi non puoi pretendere l'inclusione e l'integrazione se il cittadino, che dovrebbe essere al pari dei figli degli italiani, non è italiano. Quanto al Veneto e ai veneti, il 22enne scatta una fotografia precisa. Il Veneto è una persona solare, disponibile e ovviamente quando vede che in te c'è la voglia di lavoro e di resilienza, vede che comunque ti accoglie e ti introduce a sé e alla sua cultura. Oggi il Parlamento europeo ha voluto ricordare Remo Sernaggiotto, il politico e imprenditore di Montebelluna scomparso nel novembre 2020. La giornata si è aperta con la Santa Messa, sono poi seguiti numerosi interventi di chi ha lavorato e collaborato soprattutto in ambito politico con Sernaggiotto, da Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo ECR, alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. Presenti anche tra gli altri, lo avete visto prima nelle immagini, Roberto Ciambetti, ecco lo vedete inquadrato, presidente del Consiglio regionale del Veneto, in collegamento poi anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Asta da record per Veduta di Venezia, opera di Monet, quadro venduto per oltre 56 milioni di dollari. Asta da record per un'opera di Monet a Venezia. Una veduta del 1908 del Canal Grande Santa Maria della Salute è stata venduta da Sotheby's per 56,6 milioni di dollari, diventando la veduta veneziana più pagata dell'artista a un'asta e più in generale la più costosa veduta italiana mai finita all'incanto. Il quadro si unisce a una lunga serie di dipinti di Monet che sono stati venduti per oltre 50 milioni di dollari. L'artista, il più famoso tra gli impressionisti, passò 3 mesi a Venezia nel 1908 e molti dei quadri di questo periodo, dipinti dai gradini di Palazzo Barbaro, dove soggiornava con la moglie, ora sono custoditi in importanti musei, tra cui il Museum of Fine Arts di Boston e il Fine Arts Museum di San Francisco. Padova si prepara a tornare a vivere in presenza uno dei momenti più importanti, ovvero la festa di Sant'Antonio il 13 giugno. Dopo 2 anni di pandemia la processione del Santo tornerà tra le vie della città. Il 12 giugno da Campo San Piero la rievocazione storica del transito. 16ª edizione del Giugno Antoniano, il calendario di eventi attraverso i quali la città festeggia il suo santo, ma il 13 giugno 2022 sarà il giorno del ritorno della processione della statua di Antonio lungo le vie della città. Io credo che la processione del santo custodisca quei valori che abbiamo imparato a conoscere da secoli, vorrei dire, ma quegli stessi valori oggi li riassumiamo con un po' di nostalgia, appunto perché abbiamo 2 anni di non processione, di pausa alle spalle. Quali sono questi valori? Beh, direi innanzitutto quello che è stato più volte richiamato questa mattina, che è il valore della comunione e anche
l'espressione della preghiera che si affida all'intercessione forte di Sant'Antonio per la città di Padova e per tutte le realtà che saranno rappresentate da tutto il mondo in quel momento. Un legame mai spezzato, quello di Sant'Antonio con la sua gente, che negli anni della pandemia ha trovato modo di esprimersi anche attraverso il nostro lavoro, che ha portato nelle vostre case lo straordinario volo delle reliquie sulla provincia, dall'ospedale di Schiavonia a Campo San Piero, e il viaggio via acqua della reliquia dell'avambraccio da Venezia in Basilica. Una festa che torna nella sua forma originaria, che la comunità dei frati attende con emozione. Ci sono certi momenti anche della festa che ti fanno venire i brividi, quando all'inizio della giornata alle 5:30 del mattino apri la basilica e trovi la piazza strapiena di persone, di pellegrini che vengono a piedi da tutte le zone di Padova e oltre per venire alla prima celebrazione in basilica, a volte proprio per richiamare anche legami, tradizione con i loro genitori, i nonni e così via, da sempre. E poi anche questo rapporto quando esce fuori la statua nel momento della processione, un altro momento di grande emozione, quindi sarà una festa tutta da vivere. Il 12 giugno, sulle vie percorse da Antonio Morente nel 1231, cammineranno i 200 figuranti della rievocazione storica del transito, che partirà dal santuario di Campo San Piero all'alba per raggiungere l'Arcella a Padova in serata. A Venezia 2 nuove corone impreziosiranno l'icona della Madonna della Salute di Gesù Bambino come doni votivi dopo gli anni difficili dell'acqua granda e della pandemia. Sabato 21 maggio alla Basilica della Salute si celebra il primo centenario dell'incoronazione dell'immagine della Madonna Mesopanditissa. Per l'occasione, 2 nuovi gioielli impreziosiranno come doni votivi l'icona della Madonna e di Gesù Bambino, testimonianza della gratitudine e della fede dei veneziani dopo gli anni difficili dell'acqua granda del 19 e del lockdown del 20 e del 21. Nei mesi più duri del lockdown, quando le domande di affidamento a Maria erano molte, e allora si è detto: quando si chiede occorre anche saper dire grazie. Così è nato l'idea del progetto, che poi si è protratto per alcuni mesi perché il lockdown continuava e anche la pandemia continuava. La Basilica della Salute custodisce circa 1 migliaio di ex voto. Sono soprattutto gioielli, ma anche lingotti d'oro e pietre preziose donati negli ultimi 200 anni dai fedeli per grazie ricevute. Per la prima volta sono stati catalogati tutti e alcuni, dopo un adeguato iter di approvazione, trasformati in 2 nuovi diademi da un'equipe di professionisti guidata da Alberto Nardi. C'è la stella a 8 punte che è anche presente nell'architettura della basilica stessa, il boccioli di rosa tutto intorno che sono il fiore per eccellenza del culto mariano, e per quello che riguarda invece il diadema del Gesù Bambino c'è la presenza della croce, e poi ai lati della croce ci sono le 2 lettere dell'alfabeto greca, l'alfa e l'omega. Complessivamente le 2 corone sono composte da 400 grammi d'oro e 22 carati di diamanti. La prima incoronazione dell'icona della Madonna della Salute avvenne un secolo fa, il 23 aprile 1922, da parte del cardinale patriarca Pietro La Fontaine, come ringraziamento per la protezione a Venezia durante la Grande Guerra e atto di affidamento per l'epidemia di febbre spagnola. I gioielli che verranno esposti sabato 21 nella celebrazione eucaristica del Patriarca alle ore 10 non vanno a sostituire quelli della festa, che sono appunto i gioielli del 22, ma questi nuovi integreranno il corredo esistente e verranno utilizzati per alcune feste mariane e per alcuni periodi dell'anno. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone ingloba tutto il nostro territorio. Giovedì 19 maggio tempo in prevalenza stabile, con clima ancora gradevole grazie ad una lieve rinfrescata. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, il contesto rimarrà quindi buono, ad eccezione di una certa instabilità pomeridiana sui monti e sulla pedemontana, possibile fin verso la pianura. Temperature
Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, sarà asciutto e senza piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime sui 12-18 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, tuttavia nel pomeriggio sarà possibile qualche temporale sui settori più settentrionali. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci dunque al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.